Un pomeriggio da ricordare, una giornata che entra di diritto nella storia del Cianciana sul prato del Pietro Cangemi di Torregrotta. Al termine di una finale intensa, combattuta e carica di emozioni, i biancoverdi conquistano la Coppa Sicilia di prima categoria battendo il Cassibile Fontane Bianche con un gol arrivato in pieno recupero, quando ormai tutto sembrava indirizzato verso i tempi supplementari. Una sfida vissuta sul filo della tensione tra occasioni e colpi di scena, decisa l'ultimo respiro da una giocata che fa esplodere la festa del Cianciana e porta in provincia di Agrigento un trofeo storico e prestigioso. L'avvio è subito vivace e dopo pochi minuti il Cassibile costruisce la prima grande occasione del match con Germano, che chiama subito Cigna, un intervento decisivo per evitare il vantaggio siracusano. Al nono però la gara cambia volto, Germano scappa verso la porta e viene fermato fallosamente da Bamba. Per il direttore di gara è calcio di punizione e cartellino rosso tra le proteste dei biancoverdi. Il Cianciana resta in 10 uomini e sulla successiva punizione Giardina sfiora immediatamente il gol, trovando ancora la splendida risposta di Cigna. Nonostante l'inferiorità numerica, il Cianciana reagisce con carattere. Sagardia si libera il tiro col sinistro, ma sulla linea arriva il salvataggio provvidenziale di Linares, che tiene il risultato inchiodato sullo 0-0. Alla mezz'ora però il Cassibile va a un passo dal vantaggio. Miceli si coordina splendidamente e lascia partire un destro al volo che si stampa sul palo, facendo tremare il pubblico agrigentino. Il gol invece arriva dall'altra parte al 36esimo. Sugli sviluppi di calcio d'angolo è ancora Sagardia a salire in cielo e colpire di testa perfettamente, mettendo il pallone alle spalle di Campisi, e Pietro Cangemi in festa per l'1-0 biancoverde. La tensione cresce, al 40esimo si accendono gli animi in campo. Giardina del Cassibile perde il controllo e viene espulso per un fallo di reazione. Si torna così 10 contro 10, mentre si infiamma anche la panchina siracusana con l'allontanamento di un altro calciatore bianco-azzurro. Nel finale di primo tempo il Cassibile torna comunque pericoloso con Magnano, che prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina di poco alto. Nella ripresa la formazione siracusana entra in campo con grande determinazione e trova il pareggio grazie a una splendida azione manovrata. La firma è quella di Miceli, che con un preciso sinistro supera Cigna in uscita e firma l'1-1, facendo esplodere il settore bianco-azzurro. Il Cianciana però non si arrende e continua a spingere. Sagardia è una costante minaccia nel gioco aereo e con un altro colpo di testa costringe Campisi a rifugiarsi in calcio d'angolo. Dall'altra parte risponde il Cassibile con due tentativi, prima di Germano, che trova ancora un super Cigna a dirgli di no, e poi con Buccheri, che sugli sviluppi di corner sfiora il bersaglio di testa mandando alto di pochissimo. Nel finale i biancoverdi aumentano la pressione soprattutto sulle palle inattive. Gomez colpisce di testa trovando il grande intervento di piede di Campisi, mentre poco dopo Sagardia prova ancora la zuccata vincente senza però inquadrare la porta. Quando ormai i tempi supplementari sembravano inevitabili, al 95esimo arriva l'episodio che decide la finale e consegna il trofeo alla storia del Cianciana. Trupia inventa una rovesciata straordinaria, colpisce in pieno e batte Campisi facendo esplodere il Pietro Cangemi. Un gol spettacolare, bellissimo, arrivato proprio all'ultimo respiro, e la rete che vale il 2-1 finale, la Coppa Sicilia e il diritto sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di promozione 2026-2027. Da una parte lo sconforto del Cassibile, che già assaporava i supplementari, dall'altra la festa incontenibile del Cianciana, dei suoi tifosi e di un'intera comunità che scrive una pagina storica del proprio club.